Vai ragazzi che ci siamo. Vai raga che ci siamo. Mancano 6 km, devo ottenere la maglia gialla, siamo in una salita veramente dura adesso, eh. Qualcuno sta cercando di scappare, ma non dobbiamo permetterlo. Siamo a 0 come forma. 44 secondi al fuggitivo, eh. Non sono pochi. Andiamo un po' più su. Andiamo su, saliamo. Bravo Kume. Dai Kume, vai su. Dai Kumendone, vai su. Dai Kumendone, vai su. E il Kume prova a scattare. Il Kume ci prova, il Kume ci prova. Porca puttana, vai Kume. Vai Kume, il Kume va su, però attenzione, un minuto. Ah, che cacchio. Stiamo perdendo dal primo. Stiamo perdendo dal primo. Che aveva 10 secondi solo. Forse l'abbiamo sbagliata. Stiamo perdendo tanto, stiamo perdendo. Stiamo perdendo veramente tanto, un minuto di vantaggio. Dai, cazzo, devo montare i giri del massimo. I giri del motore al massimo. Dai, come 44 secondi. Non ci voleva, 38, 39. 35, 33, vai giù, come vai giù, lo sto prendendo. Forse lo stiamo prendendo, signori, forse lo stiamo prendendo. Dai, comendone, dai. Non ce la fa più il Kuma, però non ce la fa più. Ho guadagnato tantissimo sul secondo gruppo, ma sto perdendo tantissimo. Porca puttana. 40 secondi, guarda che roba, incredibile, incredibile. Guarda come vado a perdere la maglia gialla. Incredibile. Sprint perfetto. Ma mi è sfuggito il primo. Incredibile. Incredibile. Ho perso tantissimo. Secondo posto molto amaro, potevo vincerla, invece uno mi è scappato via. Va a cagare. Adesso vediamo la classifica. Il Kuma ha fatto benissimo, ma ho pagato troppo. Luis Angel Mate sarà dura batterlo adesso, incredibile, incredibile. Vediamo la classifica. Tappa durissima, ho recuperato tantissimo sugli altri, ma ho perso su uno. Ma guarda come cazzo ho fatto. It's incredible, Kuma, it's incredible. 1,15. Siamo secondi a 1 minuto e 9, dopo gli altri sono già strastaccati, ma sarà impossibile, devo fare un miracolo. Adesso a punti siamo primi, montagna siamo primi e giovani siamo primi, però ho perso la classifica generale. Veramente ragazzi, incazzato 7 km. 7 fottutissimi chilometri. Una tappa in linea comunque. Il Kuma è molto dietro. Kuma sveglia. Niente, non riesco a stare a ruota di nessuno. Vaffanculo. Basta vincere sto stronzo. Facciamo lo scattino perché è giusto farlo. Male comunque, molto molto male. Ti sono molto deluso perché hai fatto una tappa così, una prima tappa stellare, una seconda tappa comunque meravigliosa. Secondo, ho guadagnato 2 minuti su tanti e vado a perdere dallo spagnolo. Ok, l'importante era stare vicino al maglia gialla. Abbiamo superato tranquillamente la la cima coppi, diciamo. Avevamo meno 2 di giornata purtroppo, però la vedo abbastanza dura. Non riusciamo neanche a fare la vittoria di tappa, probabilmente perché abbiamo 1,52, che roba.
Veramente la squadra della maglia gialla non tira un cazzo, Cofidis. E ora è andata a cagare, sinceramente. Quello che posso provare, vediamo se riesco magari a distanziare la maglia gialla. Io ci provo, però sarà molto dura Cuba, sarà molto dura. Sarà molto dura. Ok, cominciamo a svegliare qua le gambe del Kuma. E il Kume ci prova, il Kume prova ad andarsene. Il Kumendone prova ad andarsene. Vai Kume. Vai Kume, The Crazy. Vai The Kume, il The Crazy. Il The Crazy. Vai Kumendone, tira la cazzo. Vediamo se riusciamo a guadagnare qualcosa sulla maglia gialla che sembra un po' sonnecchiare. Proviamoci quantomeno, proviamoci. Dai Kumendone. Dai Kume. Purtroppo non ho niente da fare, niente da fare. Niente da fare. Mi stanno riprendendo tutti. Ci ho provato, raga, ci ho provato. Addirittura vado a perdere dalla maglia gialla, forse no, almeno non perdere, come però sto dietro. Niente da fare. Niente da fare. Dai, fioi. Adesso dobbiamo stare assolutamente... Sì, i primi non sono un problema, sono comunque lontani, perché chiaramente la vittoria di tappa non la conquistiamo, ve lo dico già, però devo assolutamente tentare di fare qualcosa per stare davanti al maglia gialla, anche se ho un più uno, non vedo proprio un Kume bello cazzuto, sinceramente. E adesso vediamo che possiamo fare, che può fare sto Kume. No, non siamo ancora in salita. Ma guarda quanta barra gialla ho perso, mamma mia. Attack by bar... No, ma perché il Kume si ferma così, madonna? Boh, a volte non lo capisco questo curioso comandone. Niente, il Kume non è... Puoi salire per piacere, puoi andare avanti, grazie. Niente sulle gambe, non capisco il perché. Proprio non lo capisco, sto deficiente di un Kume. Niente, non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. Ni andava, ni andava. Il Kume non riesce proprio a stare a ruota. Dai, prova a fare uno scattino magari, Kume. Scatta adesso, Kumendone, scatta adesso. Prova a scattare adesso il Kume. Prova a scattare adesso il Kume. Dai che forse riusciamo a guadagnare qualche secondino. Niente. Niente da fare. Niente da fare, non guadagniamo proprio un cazzo, non guadagniamo, anzi, siamo comunque dietro. Incredibile, incredibile. Non ho parole, perdo anche forse. Eh sì. Senza parole. Vediamo la classifica. Sono proprio senza parole. Tappa 5 che veramente... Se c'è la cronometro, però in pianura, anche se è scarsissimo il cronometro lo spagnolo, ma la vedo molto molto difficile. Vabbè. Vediamo se ho perso ancora. 1,44, sono crollato a 1,44. Don not parole, globale a punti ancora davanti. Montagna secondi. Giovani primi. E squadra quarti. Vai ragazzi, parte il Kumendone. Questa è l'unica chance che ho per cercare di superare il porco dello spagnolo. Sarà durissima. Vediamo un po' cosa combina il Kume. Vediamo il primo intertempo. Veneziano sicuramente molto più cronometro 55, mate. Vediamo il primo settore, vai Kume, vai Kume. Devi pomparla Kume. Il Kume è primo, il primo settore.
Vai Comendone, vai Comendone. Oh, il mate è 1,14 dopo il primo, il mate è scarso, il mate è molto scarso. Dai cazzo, la penultima tappa, vediamo se riusciamo a fare un miracolo sportivo. Dai, come tira la cannone, tira la cannone. Sta andando bene però il Cume, sta andando molto bene. Il Cume è ancora primo al secondo settore. Non stancarti. 2,51 stra indietro mate. Mamma mia, abbiamo una chance epica. Va, andiamo a chiudere. Decimo. Niente, non basta purtroppo. Mate 2,55, ma dal primo. Peccato, avremmo recuperato sicuramente, però non basta. No, per 6 secondi! Siamo davanti per 6 secondi! Non ci voglio credere. Non ci voglio credere, questa è un'occasione no unica di più. Ultima tappa per vincere il Tour austriaco. Mamma mia, cosa ha fatto il Cume, non so neanche io come. Bravi, ultima tappa e vinciamo sto giro che è fondamentale per la carriera. Per sicurezza stiamo davanti. Tiriamo proprio, chi se ne fotte. Vabbè, tanto il Cume avrà fatto una cosa, ragazzi, che senza precedenti, sinceramente. Easy, fall behind. Ma sì, sprintiamo. Sprintiamo. Il Cume sprinta, tanto per. Cerchiamo di rimanere per non perdere secondi. Qua va a vincere, chi va a vincere? Enger. Ah, c'era il nostro porco qua, peccato. Ragazzi, una grandissima vittoria veramente in un tour mondiale, cioè in un tour comunque di categoria superiore. Ho fatto l'impresa, il Cume ha fatto l'impresa. The Great Victory. Quando l'ho visto lo spagnolo per un attimo ho preso paura, lo ammetto. Per un attimo il Cume ha preso paura. Grande vittoria ragazzi, questa veramente mi può portare molto molto in alto. Classifica di tappa. Andiamo a vincere per 6 secondi, veramente è una roba devastante. Bravo Kuma. Bacio delle zoccolette. Ai punti, vabbè, perdiamo, ma chi se ne fotte. Montagna lo stesso. Siamo anche migliori giovani. E come può festeggiare con delle zoccolotte il successo nel Tour d'Austria. Era un tour veramente importante. Vediamo quanto mi danno di bonus. Perfetto. Prima corsa tappe vinte nella categoria continentale. E c'ho un bel bonus. Vediamo se mi danno un altro. Speriamo, cazzo. Pensavo di più però, pensavo di più. Ho preso 17.000 euro. Sposa, mi sono pieno di soldi adesso, il Cume è pieno di soldi. Speravo di chiudere la barra del livello 14 con questa qua, invece chiaramente non è possibile. Però siamo andati bene, sono molto molto soddisfatto. 4 vittorie infatti, perché chiaramente conta come vittoria anche il Tour. E il Cume comincia a pompare. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!